Le numerose domande di estrazione di inerti in corso di approvazione sul Torre, sul Colbera, sul Meduna e sul Tagliamento devono essere automaticamente bocciate. La richiesta è del presidente regionale del WWF Roberto Pizzuti. Pur apprezzando le linee guida sull'estrazione di inerti dai fiumi decisa dalla giunta regionale, l'associazione ambientalista si chiede come questi progetti siano conciliabili col principio che non si debbano più estrarre materiali in pianura. Soddisfazione ma con riserva. Il WWF del Friuli Venezia Giulia accoglie l'approvazione delle linee guida per l'estrazione di inerti sui fiumi. D'accordissimo sull'operazione di pianificazione che finalmente sostengono prende atto che non è possibile prelevare ovunque ci sia interesse economico, ma solo dove esiste reale necessità. Ma, ed è questo il punto, se il principio è che in pianura si è scavato troppo e non è più opportuno farlo, mentre invece si può estrarre materiale nelle zone montane, dove la ghiaia si accumula, perché, secondo la decisione assunta dalla Regione, rimangono disponibili alcuni fiumi. Dubbi che il presidente del WWF regionale ha diffuso tramite una comunicazione via internet. Per esempio la parte a nord del monte di Ragogna è stata indicata come zona di libera utilizzazione. Il luogo non ha ancora la quantità di inerti sufficiente per un buon funzionamento del fiume. Una zona in pianura non ha quella possibilità di ripristinare le forti escavazioni del passato. Altri problemi, ma non c'è una chiara definizione che stabilisca quanta sia la possibile quantità di inerti da poter prelevare. Piuttosto che asportare, in queste situazioni bisogna movimentare, spostare dove c'è carenza. Ecco, quindi queste sono le due criticità principali e gradiremmo che l'amministrazione regionale corregga il tiro perché finalmente ha fatto un'operazione corretta di pianificazione. Per il WWF resta poi aperta anche un'ultima questione. Capire cosa si farà delle numerose domande in corso di approvazione appunto sul Torre, ma ce n'è anche sul Colbera, sul Tagliamento. Se il principio è che in pianura si è scavato troppo e non è opportuno più farlo perché si sta dando retta a queste domande, dovrebbero essere bocciate automaticamente.